Abbiamo avuto un genitore accompagnato dal figlio che si è presentato in municipio. Detto fatto, all'indomani del forte messaggio tramite Facebook scritto dal sindaco di Marcon, stamane uno dei responsabili del lancio di sassi domenica pomeriggio dal cavalcavia del centro commerciale Valle Center si è presentato dal primo cittadino insieme al papà. Il sindaco infatti aveva richiamato ragazzini e famiglie a responsabilizzarsi. Ha 13 anni e frequenta la scuola a Marcon come gli altri che erano con lui tra i 13 e i 15 anni e che sono fuggiti alla vista dei carabinieri chiamati da uno degli automobilisti colpiti da un sasso. Ho apprezzato notevolmente il passaggio del genitore che si è reso responsabile e ha voluto sollecitare appunto il figlio di quelle che fossero le proprie responsabilità. Rimane l'amarezza per un gesto davvero insolito, un comportamento non giustificabile anche se stiamo parlando di minorenni e che lascia l'amaro in bocca, perché non è pensabile che appunto per noia, per una bravata, dei giovani possano permettersi un gesto di questo tipo che metta a repentaglio la circolazione e la sicurezza di coloro che in una domenica stanno circolando per il territorio e appunto si vedono arrivare un sasso dal cielo. Sassi che sarebbero stati presi da alcune piante del centro commerciale poco distante. Di qui un ulteriore appello. Il ragazzino era molto intimorito, ovviamente, è stato responsabilizzato dal padre, ha dichiarato appunto di essere stato in compagnia e è passata come una bravata, è passato come un gesto di un ragazzo che non ha ancora la maturità per capire l'entità di quello che ha combinato, di quello che è stato fatto. Il ragazzino mi accennava che c'erano altri 8 ragazzi sempre minorenni con lui e quindi sono pronto ad accogliere coloro e le famiglie che si sentano responsabili e i loro figli proprio per responsabilizzare soprattutto questi ragazzi, perché da un evento di questo tipo è necessario che ci sia una presa di posizione forte da parte delle famiglie, abbiamo bisogno anche di dare i giusti messaggi ai nostri giovani e questa può essere una buona soluzione. Io li accoglierò qua, li metterò davanti alle proprie responsabilità. Anche perché i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed è solo questione di ore perché vengano identificati gli altri. L'automobilista colpito dal sasso infatti sporgerà denuncia e molto probabilmente lo farà anche il centro commerciale.